Il modo che ho di raccontare in questo format è una storia a caleidoscopio, è un caleidoscopio di storie, perché attraverso le storie personali della gente si ricostruisce la storia di un preciso momento storico del nostro paese, no? Però appunto rispetto a un giornalista che ha uno stile sicuramente più documentaristico, io ci metto dentro una parte teatrale partendo dalla storia della singola persona. Credo che sia un modo di raccontare le storie con un peso specifico diverso che garantisca di smarcare qualsiasi istinto che l'uomo ha di raccontare la storia sempre dal punto di vista dei vincitori, dal punto di vista di chi la scrive, dal punto di vista dello storico di turno. Qua sono le persone. Quindi è anche bello perché se vai in un luogo e chiedi a 20 persone di raccontare, ti racconteranno tutte storie personali diverse, ma da ciascuna ti rendi conto di come sta vivendo da dietro il bancone di un bar, l'evolversi della socialità.